Albeggiare. Tocchettine iniziano a essere più numerose. Vediamo un po' il nostro amico Stefano. Questa canna qua, diciamo la prima, è stata lanciata molto fuori rispetto alle altre due che pescano corto sul flotterato. Vediamo un po' cosa succede. Cosa dici Ste? Tripletta per il nostro amico Stefano, punto di partenza di questa mattina. Mormorina inizia a essere un po' più interessante e due pagelletti. Slamiamo, gli ridiamo la libertà. E mezza. Questi sono i colori davanti a noi. 7 febbraio. Davvero uno spettacolo. Con l'aiuto del mio amico Stefano cerchiamo un po' di mettere a paragone l'americano e la renicola. Due esche principe del surfcasting, della pesca della spiaggia. Qua abbiamo l'americano, chiamato anche verme di sangue, perché al suo interno troviamo del sangue che poi viene lentamente rilasciato in acqua e quindi crea un'attrazione incredibile per i pesci. Corpo voluminoso, leggermente pesante per il lancio lungo, e da questa parte troviamo la renicola, l'esca regina per il surfcasting. Ogni genere di pesce che andiamo a insidiare è attratto da questo verme.
Adesso vi farò vedere come andare a cercare la rinicola in fase di innesco per non romperla. Prendiamo la nostra scatola e la scuotiamo. Così facendo la nostra rinicola uscirà fuori e non dovremo andare a cercare con le dita col rischio di romperla. È un'esca super leggera, quindi si presta a lanci lunghi e che dire, non ci resta che attendere. Ecco il nostro amico Stefano. Potrebbe essere un branzino, amici, E invece un cefalone. Cefalone per il nostro Stefano. Alba. Si fa vivo questo cefalone sul flotterato. Avrei giurato fosse un branzino. Anch'io, da come veniva su. Adesso che è uscito un po' più di sole farò vedere un attimino la mia montatura. Ho la stessa montatura su tutte e tre le canne. Scorrevole. Ho montato una girellina a portapiombo, una serie di perline e tubetti che poi vanno a fare da ammortizzatore alla mia girella. Girella a moschettone, così è anche più semplice montare il nostro terminale. E a seguire un bel terminale lungo. Questa mattina qua troviamo il mio americano. Terminale lungo, visto che c'è tutto sommato un mare tranquillo, corrente, non ne troviamo, e lasciamo il tutto più scorrevole possibile. Bene, io sto utilizzando un trave. Qua abbiamo la clip per agganciare il trave alla lenza madre. Qua parte il trave col primo snodo. Sto utilizzando 3 snodi, piombo in fondo, 3 ami, braccioli lunghi 1 metro, innescati con la renicola. Amo in alto un po' di pop-up per magari attirare qualche pesce di galla, e poi in fondo un coreanino per vedere se gira qualche altro pesce, differenziare un po' i tipi di esca. E utilizzo il piombo plastificato solo per una questione di protezione del piombo, essendoci qua pietre, essendoci anche uno scalino abbastanza pronunciato in questa spiaggia. Utilizzare un piombo plastificato mi permette di proteggerlo dagli urti che sono continui, quindi insomma preservare il piombo. Ora andremo a lanciare, speriamo di prendere qualcosa. Tocche malefiche. Un altro super cefalo per il nostro Stefano. Preso con pop-up. Qua cos'è? Coreana o rinicola? Coreana. Coreana. Niente male. Continuano le tocche sulla corta distanza e il flutterato per il nostro Stefano.
siccome abbiamo recuperato il nostro terminale e abbiamo salvato la testa dell'americano, proviamo un innesco misto, testa di americano e coda fatta di arenicola. Vediamo un po' cosa ci regala. Attenzione. A detta di Giorgio, un peso morto sembrerebbe. Potrebbe essere un polpa. Molto pesante, potrebbe Molto. essere anche un pezzo di alga. Ora vedremo. Tieni la canna alta qua perché ti si incoccia. Se anche fosse un polpo. Tira su. Cosa c'è lì? Tira. Un bel pesce, sì. Bravo Giorgio. Qua dà le testate, Tra l'altro sembra andare in là. Ah, una gallinella! Attenzione! Bravissimo Giorgio! Una gallinella! Voltri quest'oggi gli regala. Uno dei pesci più rari da prendere solitamente dalla spiaggia. Fai un po' vedere. Guarda che spettacolo, Guarda che di colori, che colori ragazzi. Bellissimi. Fai vedere la pinna sopra. Il violaceo bellissimo. Un pesce che non si trova tutti i giorni, amici, questo. Veramente un pezzo Bellissimo. unico, meraviglioso. Quasi un peccato tenerlo. Carni bianche, meraviglioso questo pesce. Bello bello. Bravo Giorgio. Quasi le 9 amici, il nostro amico Stefano ci spiegherà la spiaggia, per chi non c'è mai stato come me o chi ci vorrà venire. Il nostro amico Stefano ci spiegherà bene la spiaggia. Ci troviamo a qualche chilometro da Multedo dove eravamo la volta precedente, siamo sempre anche questa volta all'imboccatura di un porto, quindi vicino a zona portuale. Ma qua abbiamo uno spazio molto più ampio e anche come azione di pesca. Siamo nella terza delle 3 spiagge presenti qui a Voltri, quella tutta a destra, dove abbiamo l'uscita di un fiume che rende l'acqua più dolce, quindi attira branzini ma anche mormore, orate e altri pesci come gallinelle. Stamattina Giorgio ha preso una gallinella. E insomma diciamo che qualcosa si riesce sempre a prendere. È una spiaggia sicuramente più profonda rispetto a quella di Multedo, siamo sui 12 metri di profondità all'incirca e diciamo che qui si può pescare sia a mare calmo che a mare formato, anche in scaduta. Non abbiamo la protezione come a Multedo della diga, però diciamo che riesce a pescare ugualmente nella maggior parte dei casi. La differenza di questa spiaggia è che presenta uno scalino molto pronunciato e quindi può rendere difficile il recupero di prede, magari di pesci anche importanti. E infatti molto spesso si hanno rotture e non si riesce a portare a riva il pesce proprio per questo scalino di ciottoli anche di medie e grandi dimensioni che si crea nei primi 5 metri e quindi bisogna stare attenti a recuperare con canna molto alta e un recupero costante. Per il resto lo scopriremo assieme pescando. Eccoci, battuta finita, seconda tappa per quanto riguarda la scoperta del Ponente Ligure terminata. Ricordiamo la prossima tappa a Cogoleto,
sempre in compagnia del nostro amico Stefano, che ci accompagnerà anche per questa nuova avventura. Mattinata tutto sommato piacevole, divertente, è uscito Divertente. qualcosa. è uscito qualcosina, temperatura inizia a essere un po' più mite, quindi si sta anche meglio. Adesso sono le 11, sono 23 gradi, quindi potete ben pensare che fine febbraio già in Liguria inizia a starsi veramente bene. Che dire, alla prossima ragazzi! Ciao ragazzi.